C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo qui ad un nuovo appuntamento con Centro Anch'io, ben ritrovati. Nella cripta di San Salvatore venne rinvenuto questo capitello figurato con la crocifissione di Santa Giulia. Lo potete ammirare nel nostro museo, il Museo di Santa Giulia. Il capitello proviene dalla cripta della chiesa di San Salvatore, suddiviso in 4 parti separate da foglie di acanto che rappresentano 4 diverse scene di martirio di santi. Il martirio di Santa Giulia è la scena più interessante in quanto Santa Giulia viene rappresentata ancora in vita priva di aureola con abiti monacali, mentre regge tra le mani la palma e una croce astile, simboli del martirio. Accanto a lei 3 figure femminili identificate con le figlie di Santa Sofia. Ben ritrovati, allora chissà che significa Tigni Amà della Spina per la Sandà de Cucù. Andiamo a interrogare gli amici della prima gelateria sotto zero in via Marconi a Roncadelle. Vuole essere ripresa perché dice che si vergogna, ma è bella, è giovane. Come facciamo a farla scappare, signora? Dai, no, non posso. Come si chiama, signora? Vanessa? Vanessa. Vanessa, lei col dialetto un po' se la cava? No. Perché no? No, non ho mai usato. Sono un po'. Parlo più italiano, il dialetto faccio fatica. Sì. Sì. Ma in casa c'è qualcuno che lo usa? I nonni più che altro. Però noi, nella mia generazione, no. Anche la mia, siamo giovani, belli. Tegnera Amà della Spina per la Sandà de Cucù. Non ho idea. Zero. Tegnera Amà. Ma no, vabbè, della spina che roba è? La spina, vabbè che non è quella corrente. Non lo so, vede, non so proprio. Si applichi, mi raccomando. Va bene, imparerò. Grazie. Grazie a lei. Senti Marco, il dialetto tu come lo fai, lo parli? Penso, sì, dovrei conoscerlo. Dovrei, vediamo. L'esame cosa si vince? Com'è? Cosa si vince? Si vince che c'è un altro caffè, il caffè sospeso come si dice a Napoli. Perfetto. Senti, io provo a dirti questo. Tegnera Amà della Spina per la Sandà de Cucù. Tu sai? Sandà? De Cucù. No. Ma Tegnera Amà della Spina? Cioè? Era ma risparmiare. Ma della Spina? No, non sono così ferrato nel dialetto. Comunque Tegnera Amà è... Risparmiare. E la Sanà? Spendere. Sperperare. Il Marco è sulla buona strada. Lei è uno che tiene a mano o che sperpera? Non posso dirlo in televisione. Tegnere Amà della Spina per la Sandà de Cucù. Cioè che lei che tignita Amà della Spina ma che la Sanà de Cucù. Sì. Ha risparmiato dalla spina. La spina? Sì. Tegnere Amà de Cucù. No, Tegnera Amà della Spina per la Sandà de Cucù. La Sandà de Cucù. La Sandà de Stipi. Tigni Amà della Spina per la Sandà de Cucù. Un monito per chi fa fatica a gestire le proprie finanze, il proprio denaro. Tigni Amà della Spina vuol dire risparmiare dall'erogatore del vino, la spina o della birra, per spendere in tante altre cose meno importanti, perché davvero quello che conta è il vino, Tigni Amà della Spina, e appunto spendere piuttosto in cose scialacquare, in cose che non contano. Un piccolo insegnamento. Grazie per essere stati con noi, al prossimo appuntamento, ciao!